Altri 11 casi in Sicilia, in provincia di Agrigento, oggi non si registrano nuovi contagi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza Covid-19. Lavorare da casa diventa un diritto fino al 31 luglio per chi ha figli under 14. Gli Ultras fanno fronte comune, senza tifoserie e niente calcio, questo è il contenuto di un comunicato stampa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Altri 11 sono i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, dopo gli appena 4 di ieri. Chi sperava nel contagio zero sarà rimasto deluso, ma si tratta sempre di numeri bassi. Secondo il consueto report fornito dall'ASP, rimane invariato il numero dei contagi nell'Agrigentino. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nessun nuovo caso di Covid-19 si è verificato ieri nella nostra provincia. I tamponi effettuati sono stati 174, raggiungendo così un totale di 5.891. Sempre 6 ricoverati nelle strutture ospedaliere di Caltanissetta, Palermo e Partinico. I soggetti posti in quarantena passano da 16 di ieri a 19, i guariti stabili a 91, uguali i decessi fermi a 13. I recenti casi di contagio 4 hanno destato non poca preoccupazione da parte dei sindaci delle città interessate come Raffadali, Palma, Ravanusa e Sant'Elisabetta, in quanto verificatesi nella struttura ospedaliera del San Giovanni di Dio. In una nota stampa l'ASP di Agrigento, per mezzo dei suoi vertici, precisa come i percorsi assistenziali all'interno della struttura siano sicuri. Su 292 tamponi faringei eseguiti, solo 4 risultano positivi, per i quali è in corso la validazione diagnostica. Si tratta di soggetti che, pur lavorando in ospedale, non svolgono attività nei reparti contingenza e quindi non hanno contatto con i pazienti ricoverati, e che i percorsi Covid-19 e no Covid sono ben evidenziati e separati per favorire la sicurezza di tutti. Intanto in Sicilia i tamponi nuovi eseguiti sono 2.974, risultati positivi sono solamente 11, i ricoverati diminuiscono a 225, meno 24, in terapia intensiva ne restano solo 13, meno 2, in isolamento domiciliare 1.664, più 2, i guariti salgono di 32 unità e vanno a 1.203, un solo aumento tra i morti e sono 262. Il dettaglio nelle 9 province siciliane è così composto: 63 Agrigento, meno 4 rispetto alla volta precedente, 679 Catania, meno 19, Messina meno 1 e va a 353, Enna 225, meno 21, Palermo 378, meno 8, Caltanissetta 78, meno 20, Trapani meno 45 e va a solo 22 casi contagiati. Meno 55 a Siracusa, totale 54 casi, stabile invece la provincia di Ragusa che si attesta a 37 unità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto rilancio, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da coronavirus. Lello Casesa. Approvato in tarda sera l'atteso decreto rilancio per sostenere imprese, lavoratori e sanità. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, dichiara in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Conte con la rappresentanza politica di tutto il governo. Un provvedimento di 55 miliardi che cerca di cancellare i litigi, le polemiche e le profonde divisioni tra le diverse componenti della coalizione. Alla conferenza stampa partecipano dunque i rappresentanti delle forze che sostengono l'esecutivo, il ministro dell'economia Gualtieri per il PD, i ministri per lo sviluppo economico Patunelli 5 Stelle, dell'agricoltura Bellanova Italia Viva e della sanità Speranza Leu, ognuno con le proprie proposte e quelle dei colleghi di partito approvate con soddisfazione. Circa 26 miliardi dei 55 totali sono messi a disposizione dei lavoratori, ha detto il Premier, spiegando che il grido di allarme delle persone rimaste senza lavoro e senza reddito non è mai sfuggito al governo. Adesso dobbiamo fare in modo che le risorse economiche arrivino in maniera rapida, semplice e veloce. Abbiamo finora pagato l'85% della cassa ordinaria e quasi l'80% dei bonus
bonus per gli autonomi. In totale abbiamo erogato misure per 4,6 milioni di lavoratori. Proporrò adesso ai ministri di adottare un decreto legge e non il tradizionale DPCM, in modo da coinvolgere giustamente il Parlamento, anche perché siamo in una fase di allentamento, siamo usciti dalla fase più acuta, ha dichiarato sempre Conte. Soddisfatta del risultato l'esponente di Italia Viva, Bellanova, per la regolarizzazione dei migranti. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili, da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato. Nelle campagne gli sfruttati potranno accedere ad un permesso di soggiorno riconquistando la loro dignità. Il capo del governo ha voluto dare un'immagine di compattezza, ribadendo il lavoro di squadra, l'importante passo per la ripartenza, cercando di costruire una continuità politica alla sua maggioranza che ha scricchiolato fino alla fine tra divisioni e polemiche. Il governo ha lavorato nella consapevolezza delle difficoltà in cui si trova il Paese, una manovra con delle prospettive di ripresa economica e sociale, ha concluso il capo del governo. Lo smart working diventa un diritto per chi ha figli under 14. Carmelo Lentini. Smart working, tradotto in italiano lavoro intelligente, due parole che sono entrate prepotentemente nel nostro vocabolario da quando è iniziata la chiusura obbligatoria o consigliata delle aziende, ma anche quella delle scuole all'esigenza di evitare spostamenti da e verso l'ufficio. Infatti si aggiungeva quella di badare ai bambini rimasti a casa per la sospensione dell'attività didattica nelle aule. Con l'ultimo decreto legge rilancio si prevede che i dipendenti con i figli under 14 possano pretendere di lavorare da casa. Infatti il lavoro a distanza diventa un diritto per i dipendenti del settore privato che hanno dei figli di età inferiore ai 14 anni e sarà il dipendente a decidere quando tornare a lavorare in presenza. Tutto questo per tutta la durata dell'emergenza, al momento quindi sino al prossimo 31 luglio. I genitori lavoratori dipendenti occupati nel settore privato avranno la possibilità di decidere liberamente come lavorare, quindi se in presenza oppure tramite smart working. Il lavoro agile quindi sarà una libera scelta del dipendente e del datore di lavoro, il quale non potrà opporsi qualora la richiesta del lavoratore risponda a tutti i requisiti previsti. Sono esclusi da questa novità inoltre i lavoratori del pubblico impiego. Per questi ultimi comunque sembra che anche durante la fase 2 il lavoro agile sarà la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Inoltre è necessario che le mansioni siano compatibili con lo svolgimento in modalità agile. E qualora un lavoratore decida di continuare a lavorare in smart working o anche in modalità mista, alternando il lavoro agile all'attività in presenza, quindi il datore di lavoro non potrà opporsi e dovrà mettere in atto le misure necessarie per favorire lo svolgimento di lavoro. Qualora il datore di lavoro non possa fornire dispositivi informatici aziendali per lo svolgimento della suddetta attività, allora il dipendente potrà utilizzare gli strumenti di sua proprietà. In quel caso, però, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità di sicurezza e buon funzionamento. Un peschereccio in difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo per il forte vento di scirocco. Il Nuova Iside ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di Porto mentre si trovava al largo di San Vito Lo Capo nel Trapanese. Nonostante il forte vento e il mare molto mozzo, sono uscite 2 motovedette e un elicottero che stavano setacciando lo specchio di mare da Ustica a San Vito Lo Capo. Il Mayday è stato lanciato nel pomeriggio di ieri via radio dal comandante Matteo Lo Iacono, imbarcato insieme a un figlio e a un cugino, un'imbarcazione che fa parte della flotta di Terrasini in provincia di Palermo. Il peschereccio con 3 persone a bordo è scomparso nel nulla. I carabinieri della compagnia di Canicattì proseguono nei servizi di controllo del territorio rivolti al contenimento dell'epidemia di Covid-19. Una pattuglia dell'aliquota radiomobile del nucleo operativo radiomobile si è insospettita alla vista di 2 giovani su uno scooterone, un uomo e una donna, che nonostante la massiccia presenza in strada delle forze di polizia viaggiavano entrambi senza casco. I militari hanno inseguito e fermato i 2 giovani. È stato il loro atteggiamento nervoso ad indurre gli operanti a procedere alla perquisizione che ha permesso
di trovare nel borsello dell'uomo 11 dosi di sostanze di colore bianco. I due, condotti in caserma, sono stati identificati. L'uomo è noto alle cronache come colui che denunciò di essere stato ferito la notte dell'ultimo Capodanno da un proiettile vagante, e per Stefano Rinallo, titolare di un bar del centro di Canicattì, è scattato l'arresto per il possesso ai fini di spaccio di 5,5 grammi di cocaina. L'uomo, su ordine del pubblico ministero di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. I carabinieri di Falcone hanno arrestato un 63enne del luogo ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti di un minore. C'è il servizio. I carabinieri della stazione di Falcone hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 63enne del luogo ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti di minore. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Patti su richiesta della locale Procura della Repubblica, coordinata dal procuratore capo, dottor Angelo Vittorio Cavallo, e scaturisce dalle indagini svolte a seguito della denuncia, querela, presentata dalla famiglia della minore. Le indagini condotte dalla stazione Carabinieri di Falcone e dirette dal sostituto procuratore dottoressa Alice Parialò hanno documentato come l'uomo in più occasioni abbia costretto la minore a compiere e subire atti sessuali, approfittando inoltre del rapporto di amicizia intercorrente tra il proprio nucleo familiare e quello della vittima. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente. Il primo cittadino di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, è il nuovo presidente Ali Sicilia, associazione di sindaci civici e progressisti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo con il sindaco di Santo Stefano Francesco Cacciatore, eletto Lega delle Autonomie Locali e rappresentante dell'AIL Sicilia. Cosa vuol dire questa, cosa rappresenta, diciamo, sindaco? Sì, è una nomina che mi gratifica perché la Lega Autonomie Locale proprio ieri nel congresso regionale presieduto dal presidente nazionale Matteo Ricci mi ha indicato, e devo ringraziare per questo anche l'unanimità dei colleghi sindaci siciliani, individuando la mia persona alla presidenza regionale nel contesto di Ale. Lega Autonomie Locali che cos'è? Lega Autonomie Locali è un marchio storico dell'associazionismo delle autonomie locali, che vuole essere a fianco e vuole essere un punto di riferimento di tutti gli amministratori locali. E naturalmente amministratori dell'area politica del riformismo, un'area politica che oggi si vuole consolidare per dare la possibilità agli amministratori locali di interloquire e interagire meglio sui territori. Veda direttore, l'attuale assetto istituzionale degli enti locali oggi si sta rivelando sempre più inadeguato per affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti. I sindaci è indubbio che siamo il front office nei confronti dei cittadini. Per questo, insieme all'ANCI e al lavoro svolto egregiamente dal sindaco Orlando e di tutta la struttura siciliana, la Lega dell'Autonomia Locale vuole essere un supporto e uno stimolo valido per gli enti locali e per i sindaci che si spendono sui territori. Ieri è stata approvata la finanziaria, ecco il suo punto di vista, sindaco. Ma guardi, la finanziaria nazionale la vogliamo leggere meglio. Sicuramente ci aspettavamo misure molto più concrete per quanto riguarda gli enti locali. Da quello che vediamo, molte misure stanno andando verso i comuni più grossi, magari facendo un torto agli enti locali di bassa, di media densità anche territoriale. E allora dopo la delusione per quanto riguarda la finanziaria regionale, non ci vorremmo vedere oggi al cospetto di una finanziaria nazionale che non dia risposte concrete alle esigenze delle comunità. Noi abbiamo chiesto delle misure compensative forti, abbiamo chiesto delle misure compensative che possano oggi andare a colmare quel deficit, soprattutto di liquidità di cassa, che coinvolge i comuni. Veda, noi i comuni italiani, soprattutto i comuni siciliani, hanno 3 mesi di autonomia.
se non dovessero darci delle risposte adeguate, io credo che moltissimi comuni saranno nelle condizioni fra qualche mese di andare verso il default perché non potranno essere garantiti i servizi. È vero che non dobbiamo accelerare per quanto riguarda la gestione dei tributi perché siamo in piena emergenza Covid, ma è giusto che i sindaci siano messi nelle condizioni di dare risposte ai cittadini su quei 3 livelli fondamentali: il livello sanitario, il livello sociale, ma ora anche il livello economico. Così facendo noi avremo grandi difficoltà ad erogare i servizi. Sindaco, ecco un'ultima domanda. Oggi è stata aggiudicata la gara per il consolidamento del centro storico che da tempo, diciamo, aveva movimenti franosi. Soddisfatto? Assolutamente, questa era una delle cose su cui avevamo lavorato in questi anni, ci tenevamo tantissimo e per questo fatemi ringraziare sia il Presidente Musumeci che la struttura commissariale di protezione civile. È un intervento sicuramente importantissimo, determinante e fondamentale per l'assetto idrogeologico del nostro territorio. Si va a consolidare finalmente, e oserei dire definitivamente, dopo tanti anni, una parte del centro storico che necessitava di interventi celeri. È stata espletata, come ha detto bene lei, la gara di appalto e speriamo che i lavori in tempi molto molto veloci possano iniziare per consolidare una zona a valle della villa comunale che permetterà, diciamo, di consolidare appunto una parte importante del nostro territorio. Il responsabile del movimento Mani Libere di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, chiede trasparenza sui buoni spesa distribuiti dal comune di Agrigento. Vediamo. Dopo la denuncia sulle presenze di zecche a Fontanelle, il coordinatore del movimento cittadino Mani Libere, Giuseppe Di Rosa, si lancia ora sul settore relativo alla distribuzione dei buoni spesa. Di Rosa comunica di avere telefonato al comune per chiedere chiarimenti sulla situazione della distribuzione dei buoni alimentari. La risposta telefonica è quella che non ci sono notizie ufficiali, ci hanno riferito dalla segreteria che stanno lavorando a tale graduatoria e che prima di lunedì prossimo non si avranno ulteriori notizie. Per Di Rosa la cosa più sconvolgente è anche l'indifferenza generale della città. Sì, ci stiamo occupando noi dei buoni alimentari sin da principio. Prima avevamo proposto di accreditarli su delle carte proprio per motivi di evitare assembramenti ed altro. Il comune non ci ha mai voluto ascoltare. Abbiamo chiesto una graduatoria, abbiamo chiesto trasparenza, nessuna risposta dal comune. Ci arriva solo una risposta dove dicono quanto è stato speso per la prima tranche e dicono che hanno speso circa 150.000 euro, dei 444.000 euro che ha inoltrato ad ogni comune italiano lo Stato italiano. Cosa accade oggi? Non ci è dato sapere. Cosa accadrà domani? Non volevamo chiedere alle nostre orecchie, il centralino ci riferisce che la segreteria del sindaco ha dato disposizioni che forse lunedì 18 si avranno le graduatorie e si riprenderà con la consegna dei buoni con la vecchia maniera, cioè con l'assembramento. Assolutamente non siamo assolutamente d'accordo, ci va riferito a noi ma ai cittadini, noi parliamo per nome e per conto dei cittadini, cosa sta accadendo, come sono state fatte le graduatorie, cosa è stato tenuto in considerazione e a chi vengono distribuiti i buoni. Non vogliamo sapere assolutamente i nomi, ma vogliamo sapere chi ha avuto diritto ai buoni, quali nuclei familiari e a cosa sono serviti. È un contributo dello Stato, non è assolutamente un qualcosa che ha stanziato il comune, va distribuito ai cittadini, ma ai cittadini che ne hanno reale necessità e non per fare altro o per fare politica. Trasparenza, trasparenza, trasparenza è la nostra unica parola, quella che noi vogliamo per Agrigento, che sia una macchina efficiente e trasparente. Calcio, gli Ultras fanno fronte comune, senza tifo, niente calcio. Questo è il contenuto di un comunicato stampa. I dettagli con Carmelo Lentini. Stop Football, non football without fans, tradotto letteralmente stop al calcio, non al calcio senza tifosi. Titola così il comunicato redatto in più lingue dagli ultras europei.
In questo contesto si sono riunite le tifoserie italiane, tedesche, spagnole e francesi che hanno dato vita ad una protesta contro la possibile ripresa dei campionati di calcio. I tifosi ritengono le porte chiuse un controsenso rispetto alla natura stessa dello sport più popolare del pianeta, un'iniziativa che coinvolge attualmente centinaia di gruppi ultras e che ha coinvolto anche quelli nostrani e relativamente a quelle dello Stadio Esseneto, che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Nel nostro documento, si legge nel comunicato, abbiamo sollecitato gli organi competenti di mantenere il fermo delle competizioni calcistiche, fino a quando l'affollamento degli stadi non tornerà un'abitudine priva di rischi per la salute collettiva. Oggi il calcio è considerato più come una industria che come uno sport. Sono le pay TV a tenere sotto scacco le società, in un sistema basato solo ed esclusivamente su business e interessi personali. Se non verrà ridimensionato, porterà alla morte il calcio stesso. Se noi ultras intendessimo lucrare sulla nostra passione, come ci capita di leggere e a sentire in questi giorni, spingeremmo per la ripartenza dei campionati. Tutto questo deve cambiare, siamo pronti a confrontarci con chi di dovere per riportare il calcio ai suoi albori, per tornare a vivere la nostra più grande passione in prima persona, per fare in modo che questo torni a essere uno sport popolare. Tra i tantissimi firmatari non mancano i gruppi siciliani e per la provincia di Agrigento, oltre ai tifosi dell'Agragas, hanno aderito anche quelli di Favara, Ribera Sciacca ed altri ancora che stanno aderendo di giorno in giorno. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il libraio Alessandro Accurso Tagano, titolare della celebre mercante di libri di Via Atenea ad Agrigento, ha creato una propria casa editrice, la Accurso Tagano Editore, che è già sul mercato con una sua pubblicazione, adesso al lavoro su nuovi titoli di autori locali. Vediamo. In un momento difficile per l'economia e l'editoria ad Agrigento arriva la sfida di chi vuole pensare in grande. Il libraio Alessandro Accurso Tagano, titolare della celebre mercante di libri in Via Atenea, ha creato una propria casa editrice che è già sul mercato con una sua pubblicazione e adesso è al lavoro su nuovi titoli di autori locali. L'Accurso Tagano Editore ha già editato proprio nei giorni drammatici della diffusione di Covid-19 il libro Abbecedario della satira agrigentina, che raccoglie una tavola per ogni lettera dell'alfabeto realizzata da Alfonso Cartanellica, autore della celebre pagina social Satira Agrigentina, disponibile presso la libreria e il mercante dei libri. A luglio la mia libreria compie 5 anni, tra alti e bassi, visto anche la città dove abitiamo e dove ho la libreria, siamo riusciti ad andare avanti. Questo comunque mi ha spinto e mi ha portato a cercare di allargare un poco questa attività. Di solito le librerie hanno due possibilità, una di allargarsi fisicamente e diventare un caffè letterario, mentre la seconda opportunità era allargarsi dal punto di vista manageriale. Ho preso questa seconda strada, ho fatto questa scelta e l'ho fatta creando una casa editrice tutta mia. Il mio obiettivo è di iniziare a pubblicare dei libri di autori agrigentini che abbiano un certo appeal verso il territorio. Già un libro, pur essendo in questa situazione di quarantena forzata, uso questo termine magari un pochettino troppo magari improprio, ecco, è uscito, che è l'Abbecedario di satira agrigentina del grandissimo Alfonso Cartanellica. Tra qualche settimana uscirà la seconda pubblicazione della mia casa editrice, che è una pubblicazione completamente diversa, è un romanzo, è un giallo, del dottore Renato Schembri. Lui ha già pubblicato con altre case editrici molto più grandi della mia un giallo,
E però vista anche l'amicizia, vista anche la volontà che voleva far uscire questo libro qui nel territorio anche agrigentino e dare anche una possibilità alla mia piccola casa editrice di poter pubblicare un genere diverso da Abecedario di satira agrigentina, Renato aveva questo racconto nel cassetto e l'ha messo a mia disposizione. Voglio dire grazie dell'accoglienza di questi primi libri e se veramente l'accogliete uno per ogni famiglia ad Agrigento potete fare una cosa gradita sia alla casa editrice ma anche agli autori che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco. A breve la riserva dello Zingaro si prepara a festeggiare il 40° anniversario della marcia che ha visto 2000 persone mobilitarsi contro la costruzione di una strada che avrebbe alterato i luoghi. C'è il servizio. Io personalmente ho un ricordo notevole della manifestazione perché lavoravo a Roma, alla Ericsson, e quindi dovevo venire alla marcia, non potevo non mancare. E ho preso un aereo il sabato sera, ho fatto la marcia e poi sono ritornato a Roma, prendo un altro aereo dopo nel pomeriggio sul tardi. E ancora oggi appunto penso a questa marcia come la prima vera battaglia degli ambientalisti siciliani. E il problema era l'acqua per bere, era finita. Cosa fare? Dalla grotta del Luzzo, mi sembra che si chiama, se ricordo bene, cadevano delle gocce d'acqua da 10 metri d'altezza e io riuscivo a prenderla a volo, qualche goccia d'acqua. Ma non bastava, avevamo troppo sete. Ho trovato un pozzo. E come accedere al pozzo, non avendo corda, secchio, niente, avevamo solo le bottiglie vuote. Allora io sempre un po' spericolato, ho chiesto se qualcuno mi calava nel pozzo a testa in giù. E così hanno fatto. E insomma è durato quasi un'ora sempre a riempire acqua per tutti, che tutti volevano acqua. È stato un movimento che ha attraversato trasversalmente tutta la città. È stato un movimento collettivo, maschile e femminile allo stesso tempo. Il ricordo principale di questa quantità enorme di ragazzi, di giovani che molte quali ci si rincontrava dopo anni che magari avevamo vissuto assieme nell'università piuttosto che in manifestazioni politiche in giro per l'Italia, per la Sicilia, e ci si rincontrava perché era stato sicuramente un segnale forte, un momento importante per tutta quella generazione. Fu distribuito quel giorno all'ingresso della riserva questo bellissimo volantino sulla dichiarazione di questo capo indiano che iniziava più o meno così, diceva: come potete voi comprare l'acqua, comprare l'aria, comprare la terra se non ci appartengono? Questo più o meno è il senso. Delle parole bellissime, di una forza incredibile, ma soprattutto estremamente adatte a quello che era quella giornata, cioè come potete vendere questa bellezza, come potete pensare che qualcuno la possa comprare o peggio distruggere se noi non la possediamo. Questo era il senso. E quindi tutti con questo fogliettino in mano che io sono molto orgogliosa di aver conservato in tutti questi anni perché è come un ricordo. L'avvocato Angela Porcello, difensore di fiducia del canicattinese Salvatore Parla, condannato in appello con l'accusa di essere uno dei mandanti dell'omicidio del giudice Rosario Livatino, ha inoltrato al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, competente per territorio, istanza di differimento o sospensione dell'esecuzione della pena. Parla, infatti, è detenuto presso la casa circondariale di Parma ininterrottamente dal 10 gennaio 1995 e sta scontando la pena definitiva dell'ergastolo irrogata dalla Corte di Assise di Caltanissetta. Parla, spiega l'avvocato Porcello, soggetto di 72 anni, si trova in grave condizioni di infermità fisica e psichica, tali da esigere un trattamento che non si può attuare nello stato di detenzione carceraria, anzi da necessitare di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in tale stato, tanto da fare palesemente apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma dettata dall'articolo 27 della Costituzione e in violazione dei principi costituzionali.
Per tali ragioni, pur riconoscendo la gravità del reato contestatogli nel contesto anche delle polemiche sorte in casi simili nello scenario italiano, ma a fronte delle gravissime condizioni di salute in cui versa il suo assistito, l'avvocato Porcello ha chiesto in via provvisoria, stante l'urgenza del caso al magistrato di sorveglianza, per poi essere trattata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, il differimento o la sospensione dell'esecuzione della pena, a cui Salvatore Parra è sottoposto con applicabilità della detenzione domiciliare dell'ordinamento penitenziario, trattandosi di pena eseguita nei confronti di soggetto affetto da grave infermità psichica e fisica, atteso il pregiudizio e i danni irreversibili che la protrazione può cagionargli, previa acquisizione del diario clinico carcerario di Parra e relazione sanitaria del medico della struttura. Si è ancora in attesa del provvedimento. Tusa ottiene 3 bandiere blu, c'è il servizio. Assegnate a Tusa 3 bandiere blu, lungomare e la nuova spiaggia bandiera blu di Castel di Tusa. Dopo 2 riconoscimenti per 5 anni consecutivi, al 6º anno arriva anche il terzo. Il 14 maggio 2020 è stata assegnata una nuova bandiera blu per 3 spiagge del comune di Tusa. Spiaggia Lampare, Marina e Lungomare, tratto A, accoglieranno i turisti nel rispetto delle misure specifiche per garantire la sicurezza dei bagnanti in modo da contrastare la diffusione del SARS-CoV-2. Per via delle nuove limitazioni il rapporto con il mare sarà diverso, ma consentirà comunque di trascorrere momenti piacevoli immersi nelle acque di una costa incantevole. Il prestigioso riconoscimento, attribuito anche alla spiaggia Lungomare, celebra l'efficace percorso di riqualificazione e ripascimento iniziato dopo che negli anni 2009-2010 forti mareggiate avevano totalmente eroso la costa e distrutto la strada adiacente. La soddisfazione per la conferma del prestigioso riconoscimento, commenta il sindaco Luigi Miceli, va condivisa con i cittadini di Tusa, i dipendenti comunali, la giunta municipale e i consiglieri comunali che si sono sempre adoperati per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità. Un particolare ringraziamento va all'ufficio circondariale marittimo di Sant'Agata Militello e all'ufficio locale marittimo di Santo Stefano di Camastra per l'impegno profuso durante tutto l'anno per garantire la libera e sicura fruibilità da parte di tutti del nostro mare e delle nostre spiagge e per le tante attività e iniziative finalizzate alla salvaguardia ambientale, con particolare riguardo al contrasto dell'inquinamento del mare da plastiche. Sostenibilità ambientale, servizi, sicurezza e ampi spazi consentono al nostro territorio di mettere a proprio agio turisti e villeggianti che vorranno godersi la stagione balneare. Soddisfatto il vice sindaco con delega al turismo Angelo Tudisca, il progetto Bandiera Blu, nato nel 2013 grazie alla lungimirante idea e all'impegno del consigliere Serruto, è divenuto una realtà per i nostri cittadini e i numerosi turisti che ci onoriamo di ospitare e che quest'anno fruiranno delle nostre spiagge in sicurezza. Credo che, nonostante la pandemia, anche quest'anno Tusa riuscirà a imporsi tra le mete preferite per la stagione estiva. Sono sempre più convinto che la strada intrapresa di sviluppo del nostro paese, tenendo in conto di migliorare l'ambiente, di offrire servizi di eccellenza e di implementare le ricchezze archeologiche, sia quella giusta. La banda del seminario arcivescovile di Agrigento ha realizzato un video musicale dal titolo Alzati in piedi, non temere. Vediamolo. Se il tuo passo si è fermato, lacrime hai versato, non pensare che per te è finita già. Fissa gli occhi nel Signore, accosta al suo il tuo cuore, bevi all'acqua che per te ha versato già. Scomparirà quel torpore, la notte mai più tornerà. Chiamato dal principio, ho pensato solo a te. Il tuo cammino ha disegnato e la tua mano egli ti ha dato. Su ali d'acqua tu volerai.
le frecce non colpiranno, chi sotto la sua luce vivrà, vivrà. Alzati in piedi, non temere tempeste né valanghe, lui per te tutto già. Alzati in piedi, è lui che asciuga una luna le tue lacrime, e Gesù il tuo vero alzati in piedi, non temere tempeste né valanghe, lui per te tutto già. Alzati in piedi, è lui che asciuga una luna le tue lacrime, e Gesù il tuo vero Signore, e Gesù il tuo vero Signore, e Gesù il tuo Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.